Gentili sportivi all'ascolto, è il più classico dei testacoda, quello che va in scena al comunale Paolo Licandro di San Pietro Clarenza alle pendici dell'Etna tra San Pietro Calcio e Camarat. In vetta alla classifica l'11 biancazzurro che vanta 3 punti di vantaggio sul Giarre, di fatto unica antagonista, e una miniserie di 4 vittorie consecutive. Scorgiamo l'11 scelto dal primo minuto dal tecnico Accursio Sclafani, che schiera in porta Tarantino, difesa 3 con Mustafa Sané, Davide Pettinato e Alexandro Noto. Con i quinti a destra giocherà Bernardo Baio, a sinistra invece Lorenzo Di Marco, interni di centrocampo Michele Sclafani, il playmaker Charles King e Mario Vizzini, con il tandem d'attacco che sarà composto dal 10 Claudio Velardi e dal numero 27 Gioacchino Serio. Ed ecco che proprio Gioacchino Serio invece dà il primo pallone e il via alle ostilità, dove è bella meglio il villaggio Sant'Agata. C'è un buco e allora Serio si invola davanti al portiere. Serio con il destro e fallita l'opportunità praticamente dopo appena 41 secondi volessero aggiornare su quello che è un campionato molto importante che il Camarat attualmente sta comandando, grazie anche a un filotto positivo. Attenzione qui però, e ci sono credo tutti gli estremi per il calcio di rigore, per una dormita, una topica colossale da parte del portiere. Va Velardi con il destro, conclusione, e va in rete, si sblocca la partita. San Pietro Calcio Camarat dopo 7 minuti, ospiti in vantaggio con la rete di Claudio Velardi, non in maniera ottimale. Poi questo tentativo subito di lancio, attenzione perché il filtrante è davvero bello, il pallonetto del 25 Mario Vizzini, conclusione che va almeno un paio di metri alla destra del portiere Agosta. Pallone giocato in impostazione da Noto, verticale sulla tre quarti, c'è Serio, la conclusione, la parata di Agosta. Concertare la battuta, si allontana e allora va alla battuta, poi il tiro col destro ed è la grande marcatura, raddoppia il Camarat. Gesto chiaro da parte di Jack Serio che sigla di fatti lo 0-2. Camarat che recupera famelicamente questo pallone, attenzione a King per la conclusione, la parata comunque del portiere. Poi King ha avuto la palla dello 0-3, che ha avuto una grande palla a gol però l'ha mancata. La profondità per Serio, ingaggia l'1 contro 1, Serio col destro e c'è lo 0-3, doppietta personale, pezzo di bravura anche in questo caso di Jack Serio, che ha fulminato Agosta con questa conclusione di destro. 33 sul cronometro, Camarat sul velluto. Mongelli, il giocatore che attualmente sta spostando sicuramente gli equilibri per quanto riguarda il Giarre, sue le marcature più importanti e pesanti. Attenzione alla conclusione e va all'angolino, complice anche una deviazione, pokerissimo Camarat, conclusione dalla destra, che va a insaccarsi di fatti all'incrocio dei pali. E allora King, posizione forse di fuorigioco di rientro, a sensazione, non per l'assistente. Allora il tentativo di Serio che chiama Agosta al tuffo. L'arbitro sta pensando probabilmente che 2 fischi possano bastare, il primo, e adesso segue il secondo. Nel secondo tempo, in questa ripresa che inizia in questo istante, angolo battuto, Pettinato non arriva e vi è arrivato con un colpo di testa proprio il 22. Passaggio un po' avventato, anche abbastanza rischioso, mette un po' in difficoltà i propri compagni. Serio entra in area di rigore, il numero 27, attenzione Serio, l'assist era un gentile omaggio, ora viene raccolto comunque poi dal 24 e ancora traversa, e poi la conclusione di Michele Sclafani. Il terzo tra le file del Camarat, sta per fare ingresso in campo il numero 5 Sergio Maria Reina, esce Davide Pettinato. Per lui finisce una partita di grande attenzione. Ricordiamo che c'è stato l'avvicendamento con Flavio Manna, va Viola, la conclusione, il portiere respinge, poi raccoglie ancora la sfera. Poi sulla tre quarti
dal numero 8 Mattia Loguasto. Ecco Serio, il tiro e il gol, la tripletta di Jack Serio che non ci ha pensato su 2 istanti. Il pallone è Marrone che ha calciato e ha trovato la rete. Verticale subito per Serio, a spazio il 27, ancora Serio. Mette questo pallone, ottimo per il colpo di testa, più una sponda, poi con la conclusione ed è il gol, il 6º gol del Camarat, Lorenzo Di Marco. Comunque torniamo sul pezzo e torniamo su questa diretta con Marrone. Marrone ha il problema di girarsi e poi col destro calcia e arriva la rete che viene depositata proprio dal Baio, ha segnato Baio che quindi da destra ha fatto il giusto inserimento. Si passa da Luca Bruno centralmente, pallone scippato da Loguasto, poi iniziativa individuale da parte di Michele Sclafani che ha timido, contrariamente vengo smentito. Ecco Viola col sinistro, attenzione, interessante la conclusione del 10 che non inquadra però la porta, diatribe, ma attacca il Camarat. Serio, ha avuto l'opportunità, poi ancora Fraseggio, il tiro, la traversa, c'è stata anche la traversa perché il tiro di Mattia Loguasto ha praticamente sfiorato. Tanto viene espulso, allontanato l'allenatore del Camarat, Curzio Sclafani. Camarat che ha massimizzato da questa trasferta etnea, portando 7 reti. Le reti, appunto, le ricordiamo, di Velardi, di Serio, doppietta e di Noto nel primo tempo. Nel secondo tempo Marrone, Di Marco e Baio. Un 7 bello, quello del Camarat, che sale in classifica a quota 39 punti, rafforza la propria leadership, mantenendo però ancora 3 punti sul Giarre che ha fatto il suo in casa contro l'RSC riposto. Che dire, da Francesco Casicci un grande ringraziamento anche alla regia di Giovanni Seli, a tutta WeSport e a voi tifosi che avete scelto appunto di seguirci. Un appuntamento, alla prossima!